partita in questo momento. Di Galoppo Nomora TC, lo scatto di Villa Jet che va cavallo numero 3, Nomora TC squalificato. Ha sbagliato anche Noioda nell'altra via. Cavallo numero 7, Noioda squalificato. Fuori Manatantrio. Roberto Tangi in posto in avanti, in seconda posizione ora Smart, la stazione 15-7, sembra voler venire via in anticipo Orazio Kane su Manhattan Trio, gruppo che si ricompatta, in mezzo al gruppo anche Marciano. Manhattan staziona al largo, provava ad avanzare ma poi si è stoppato lì, addirittura 16-9 di paletto. Adesso gradualmente si ripensa Orazio Kane che rimane terzo in corda e Mario Zuccoli con Manhattan Trio va a coprirlo completamente. All'età della seconda pedata, si va all'ultimo chilometro di gara. 17-2 la frazione della curva, gruppo diviso per pariglie, quindi fuori avanzano per il momento poco, la Jet è sempre davanti con Zagni, la segue in corda ora Smast, poi ancora Orazio Kane, il 10 di 5, lo scatto, anzi la progressione vigorosa in terza ruota di Orazio, con Giancarlo Masetti dopo il 16-2 del Tribune porta in avanti, ovviamente a metà curva lo contrae Marciano. 1000 il vantaggio, gruppone compatto con terza e quarta ruota fine da curva alle sue spalle, la graduale accelerazione del leader, 16-2, Marciano respinto Orazio, Manatantrio va con maggiore decisione all'attacco di Milla Jet, siamo ai tre quarti di Miglio, la vera accelerazione a corsa, 14-9, butta sempre di dentro ora Smart, poi la terza ruota adesso di Marciano, addirittura arriva con i cavalli a ventaglio e ancora in vantaggio Milla, 15-4, ma sembra provata, ma la Tantria ha girato tutta la strada di fuori, adesso nel finale un po' stanco, lo scatto di Marciano, si sgabbia Orazio Kane che forse, ma solo forse, pizzica per il secondo Villa Jet che lo